E rieccoci insieme, cari telespettatori. Vi presento subito il nostro primo interlocutore, giornalista curdo, Shor Shurme, ben ritornato, ben riveduto, diciamo così, perché non è in studio con noi. Come va? Bene, bene, io ringrazio te, ringrazio la tua trasmissione perché devo dire siete molto sensibili alle tematiche internazionali che in questo momento purtroppo è messa in secondo o terzo piano. Sappiamo per quale motivo, insomma, purtroppo c'è questa tragedia del virus, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono gli esseri umani muoiono anche senza essere contagiati dal virus. Esatto, e infatti vogliamo cercare di capire, di fare un po' il punto della situazione anche guardando al di là di quella della pandemia che purtroppo ci ha concentrato, ci ha focalizzato, ci hanno anche focalizzato perché parlandone sempre in tutti gli ambiti, alla fine sembra che sia l'unica questione che capita al mondo. Qual è la situazione nel Kurdistan, nelle realtà, soprattutto nelle relazioni anche internazionali? Si è fermato tutto, c'è stata una tregua, pandemia, anche lì è arrivato il Covid oppure è un'area più tranquilla? Insomma, cerchiamo di fare uno spaccato sociale e anche politico naturalmente. Certo, innanzitutto Covid è arrivato anche là in forma molto minore, anche perché purtroppo la guerra non si è fermata. Si sperava, perché la pandemia che c'è in questo momento e c'è stato in tutto il mondo, non è che è stata una passeggiata, ma i comportamenti da parte dei governi, in particolare in questo momento il governo siriano, che ormai siamo entrati nel nono anno con più di 400.000 morti e più di 8 milioni di profughi, 3 milioni e mezzo che già sono all'esterno del paese e il rimanente dei rifugiati sono all'interno del paese, che è completamente distrutto. Completamente distrutto, cosa vuol dire questo? Cioè, Ma che guarda, realtà... cara Elena, chi ha conosciuto o ha visto la Siria, per esempio Aleppo, che è la Sì. seconda città per grandezza della Siria, ormai è inesistente. Mamma mia. Nella parte curda, per esempio, ci sono dei villaggi e della città. È una delle città più grandi del Kurdistan siriano, è la città di Afrin, e questo per esempio è stato occupato del 2018 da parte proprio esattamente il 1° gennaio 2018 da parte dell'esercito turco, che fra l'altro la cosa strana che vorrei dire ai vostri telespettatori, che ha occupato una città di un paese sovrano che è la Siria, al di là da chi è governato, il dittatore o meno, e che nessuno si è alzato manco un dito, non è stato mai fatto una protesta, cosa che io non mi stancherei mai di raccontare e di far ricordare ai telespettatori che quando Saddam occupò l'Emirato del Kuwait, in pratica si fecero le alleanze tra santi e diavoli contro Saddam, sempre che aveva violato il diritto internazionale occupando un altro paese e un'altra sovranità, cosa che nei confronti del sultano turco Erdogan non è stato fatto assolutamente niente, e si continua a soffrire in questa città. Vengono rapiti persone e addirittura vengono rapite anche le donne, che Erdogan si considera anche un musulmano, un buon musulmano, e che il fatto di rapire
le donne e fare quello che vogliono loro, credo che non corrisponda assolutamente ai precetti del Corano. E questa è la situazione che appunto in questo momento vige in quella zona. La cosa che ci preoccupa è anche questo virus, perché se arrivasse là sarebbe proprio un genocidio vero e proprio, perché nei campi profughi, nelle tende, le organizzazioni umanitarie fanno fatica ad arrivare per poter aiutare i bambini, le donne. E, per esempio in questo momento ci sono 1,5 milioni dei profughi siriani che si trovano nel Kurdistan dell'Iraq e che vengono dati tutto quello che è possibile, che riesce a fare, perché la regione del Kurdistan dell'Iraq è una piccola regione, in pratica ha potuto avere una sua autonomia dopo la caduta di Saddam, anche se purtroppo l'Iraq non si è normalizzato, anzi anche quello è un altro tasto dolente, perché quando gli americani sono andati con l'intenzione di riportare la democrazia. Invece questo paese quasi ormai sono 17-18 anni infatti dopo sono la 18 caduta anni di Saddam. passati. Esatto, dopo la caduta di Saddam e ancora non ha conosciuto la pace, anzi in questo momento si vive veramente una situazione drammatica anche dal punto di vista economico, che guarda caso in un paese che galleggia letteralmente sul petrolio, perché appunto l'Iraq è uno è quasi il terzo paese al mondo di produttori di petrolio al mondo, e nonostante questo c'è gente che muore letteralmente di fame, perché come si sa i soldi sono nelle mani dei pochi, e questi pochi assolutamente non gli interessa il popolo se sta bene o sta male, cercano solo di arricchirsi e basta. E la comunità internazionale cerca i suoi interessi, anche a loro non interessa assolutamente il disagio e la sofferenza della popolazione, Ma in ci questo caso la sarebbe, popolazione irachena. secondo voi, o che siete anche in parte osservatori esteri, perché ormai andando dal di fuori del paese lo vedete con occhi di chi è nato in quel paese, ma anche dall'estero, una maturità sociale, politica per addivenire anche a forme di governo più stabili, o ci sono veramente delle frammentazioni tali per cui è veramente difficile ipotizzare queste lotte anche clandestine, intestine, molto molto acerbe, esacerbate poi dall'utilizzo di armi, da tutti questi atti anche contro l'umanità, perché veramente sono estremi. Cioè c'è la maturità. Sì, hai detto bene, Elena, hai detto benissimo. C'è la fomentazione e l'ingerenza in continuo. Per esempio in Iraq c'è l'ingerenza iraniana subito dopo la caduta di Saddam, tuttora. In pratica l'Iraq ormai è quasi diventata una provincia iraniana. Gli ayatollah iraniani, in pratica, per chi non sa, la maggioranza religiosa in Iraq sono degli sciiti in pratica, e i sunniti sono una minoranza. Tanto vero che ai tempi di Saddam era un sunnita e in pratica massacrava i sciiti, e in questo momento la cosa è viceversa. In pratica la maggioranza sono sciiti ma stanno massacrando i sunniti, e che purtroppo questa fomentazione non lascia spazio, perché non è che non ci sia la maturità, perché stiamo vivendo
i tempi digitali attraverso internet, Sì. c'è la mentalità, particolarmente i giovani sanno cosa vuol dire vivere nella democrazia, e poi quelli che sono fuoriusciti, che si trovano in Europa, fuori del paese, sanno cosa vuol dire vivere in pace e in democrazia, ma purtroppo non hanno voce in capitolo, Esatto, cioè quindi non c'è. perché quei pochi che comandano sono appoggiati dalle potenze forti, poteri forti, in questo caso per esempio l'Iran fa caldo e freddo in Iraq in pratica. Basterebbe pensare che nell'arco proprio di questi 3 mesi che noi eravamo segregati in casa per il coronavirus, sono stati cambiati ben 3 primi ministri in Iraq perché non andavano bene agli ayatollah iraniani, perché loro vorrebbero i loro uomini al governo, e che questo purtroppo non c'è neanche un atteggiamento positivo da parte anche della comunità internazionale, in particolare dell'Unione Europea, perché non parliamo degli Stati Uniti, perché purtroppo gli Stati Uniti hanno commesso gli errori molto, molto gravi, perché ai tempi di Obama si è ritirato senza avere un piano dopo il ritiro. Quando sono andati a buttare giù Saddam non avevano un programma dopo Saddam, perciò anche questo siccome l'Europa è molto più vicina anche geograficamente, perché è sul Mediterraneo, perciò potrebbe dare una mano a quel paese di poter, perché poi non dimentichiamo l'Iraq è composto da 2 popoli, principalmente dei curdi e degli arabi, ma l'Iraq è anche quella della civiltà. Basterebbe pensare che tutti gli imperi sono passati per quel paese, assiri, babilonesi, cioè in pratica è un peccato il fatto che questo paese non possa trovare pace ormai da quasi più di 20 anni. Comunque sì, le ingerenze dopo dell'Europa sono anche equilibri molto molto difficili, molto delicati. L'Europa sappiamo che è fatta anche di diversi stati, diversi modi di vedere, e già vediamo nell'ambito dell'Europa, per l'Europa, quanto è difficile trovare decisioni nei momenti di emergenza. Immaginiamoci mettersi in situazioni internazionali così complesse e di rapporti con altri stati, potenze forti, perché poi comunque sappiamo che esiste anche la Cina. Sì, beh, hai detto bene, no, ma purtroppo il discorso dell'Europa, non c'è una politica estera in comune. Noi sappiamo che c'è un rappresentante, prima era la onorevole Mogherini, che era appunto italiana e era responsabile della politica estera. Io ebbi anche la possibilità di intervistarla proprio sulla situazione che si era creata sia nel Kurdistan siriano che in Iraq, ma purtroppo siccome ogni paese cerca di tirare l'acqua al proprio mulino e non avendo una politica estera in comune, è difficile a intervenire. Poi non dimentichiamo, ci sono anche interessi dei singoli paesi, perché non dimentichiamo in questo momento che il petrolio, per esempio, è andato giù di brutto, e che sono dei paesi che vivono, è l'unico l'introito che hanno. Per esempio l'Iraq, se non avesse il petrolio dovrebbe esportare solo i datteri, perché non ha altro, purtroppo non c'è altro. E anche questo per esempio è un altro punto dolente, perché il petrolio ha indotto questi paesi a non fare niente ma comprare, avendo i soldi, avendo il famoso oro nero, hanno cercato e cercano di comprare quello che, perché non dimentichiamo proprio 6-7 mesi fa Trump nel suo viaggio in Arabia Saudita
firmò un contratto con l'Arabia Saudita per addirittura 210 miliardi di dollari per l'acquisto delle armi e dei cacciabombardieri che non sono ancora in uso negli Stati Uniti. Pensare già questo, poi uno pensa, ma l'Arabia Saudita cosa gli serve tutti questi armi? Ma perché hanno una mentalità talmente arretrata, talmente violenta anche, perché basterebbe pensare a quello che sta succedendo. Tu prima hai parlato giustamente della Siria, ma noi in pratica nessuno parla delle altri conflitti che ci sono in Medio Oriente, che in pratica sono cappeggiati delle superpotenze medio orientali, che sono la Turchia, l'Iran e l'Arabia Saudita, e che loro fanno caldo e freddo e cercano di lottare per le leadership in Medio Oriente, a nome di cosa poi? A nome dell'Islam. A nome dell'Islam. Certo. L'Arabia Saudita è contro i fratelli musulmani, la Turchia e il Qatar cercano di appoggiare tutto quello che riguarda i fratelli musulmani, che ormai è un partito vero proprio, certo, che agisce ormai nei vari paesi. Basterebbe pensare a quello che sta succedendo anche in Libia. Anche lì, per esempio, il governo che è riconosciuto internazionalmente fa parte anche questo dei fratelli musulmani. Per esempio, non per niente la Turchia ha mandato i suoi soldati e i suoi jihadisti a difendere il governo cosiddetto riconosciuto. Quindi si stanno spostando Haftar. Sostanzialmente. Io devo interrompere un attimo, abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità torniamo con il nostro ospite un po' per completare con altri 2 o 3 punti che possono essere interessanti, allacciandomi, anticipo già la domanda, a questo crollo del prezzo del petrolio, che se c'è qualche connessione, che cosa anche può essere, che ripercussioni ci possono essere, e quindi guardiamo dietro le quinte. Poi parleremo anche del rapimento di Silvia Romano, che cosa ne pensa, quindi sempre con la percezione di chi la vede da 2 visioni prospettiche diverse. Tra poco andiamo in pubblicità, pochi secondi.